già paghiamo abbastanza tasse e penso proprio che penalizzi specialmente le classi più deboli, gli anziani, insomma chi non ha lavoro adesso anche. E io purtroppo devo pagare tutto, io personalmente di 10 euro, hanno tolto l'ICI e l'hanno messa di qua. O nell'igiene ambientale che abbiamo visto le bollette recentemente. 10 euro per chi supera i 29.000 euro di reddito, 5 euro per chi ha un reddito inferiore, fermi restando i cittadini esenti. Dal 6 agosto anche in Veneto via l'operazione Super Ticket sulla sanità. Nessun problema logistico per l'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove la fase, applicativa almeno, ha creato disagi solo economici. C'è stato un pronto adeguamento del sistema informatico, per cui già sabato mattina avevamo adeguato i nostri sistemi alle normative regionali. Prova superata insomma per il sistema operativo del San Bortolo con un unico neo. Chi dovrà pagare 5 euro e non 10 sarà obbligato a presentarsi agli sportelli non potendo usare le casse automatiche. Le casse automatiche sono previste solo per un ticket da 10 euro, per cui chi ha un reddito familiare inferiore ai 29.000 euro e paga 5 euro solamente di ticket deve presentarsi agli sportelli con un'autocertificazione.